Allora, siamo al terzo appuntamento di Sardegna Storica. Oggi abbiamo i nostri graditi ospiti, il professor Alberto Moravetti dell'Università di Sassari e la professoressa Anna De Palmas, sempre dell'Università di Sassari, che ci onorano con la loro presenza. Ringraziamo e ripetiamo questo benvenuti a Meana. Grazie a Simona, che come sempre conduce in modo mirabile questi incontri. Sulla fiducia. Sì, no, sulla fiducia abbiamo già sperimentato e quindi ringraziamo sempre Simona. Direi che oggi possiamo subito iniziare con la conferenza. Vorrei solo dire dare una notizia. Come associazione stiamo divulgando a Meana una lettera per presentare il nostro programma. Quindi presentiamo il nostro programma, chiediamo insomma, la partecipazione della popolazione, qui lo dico, chiediamo anche se possibile anche un piccolo contributo che potete insomma, versare nelle modalità che abbiamo indicato in questa lettera, in modo tale da consentirci di realizzare tutto il programma che l'Assemblea dei Soci ha approvato per il 2024, che è molto pieno di iniziative. E quindi troverete tutto in questa lettera, troverete il programma, insomma la nostra richiesta di partecipazione, di collaborazione a tutta la popolazione. Quindi do la parola a Simona e iniziamo questa bellissima conferenza. Io lo dico in anticipo. Grazie a tutti voi, scusate per il ritardo, mia colpa. Un impegno di lavoro si è portato e quindi scusate tanto. Grazie alla professoressa Anna De Palmas che ha accettato così di buon grado, e grazie soprattutto al professor Moravetti, che è firmatario, anzi cofirmatario di un volume che vi invito a sfogliare e poi leggere. È un libro che come dire, dedica una impronta importante all'immagine. Le immagini sono quelle meravigliose del bravissimo Nicola Castangia, la firma di queste immagini è la sua, e dedica a Le Domus de Janas uno spazio che non è solo archeologico, ma prendono vita e ci fanno quasi immaginare come sono state vissute, come sono state lavorate, no? Le luci che così bellamente vengono sistemate con una tecnica ben precisa ci danno la dimensione anche appunto di un vissuto e di un lascito. Che cosa sono, professoressa, le Domus de Janas? Perché ci sono leggende, ci sono storie, però le Domus sono qualcosa di più. Allora, subito con una domanda da $1 milione. No, vabbè, sì, le Domus de Janas sono tombe, credo che tutti quanti, anche in questa sala, siano consapevoli di cosa sono le Domus de Janas, perché tutti i territori della Sardegna e tutti i paesi hanno qualche Domus de Janas nel proprio territorio. Sono delle tombe che però, come ci dice il loro nome, che anche a livello diciamo archeologico di studiosi e di professionisti del settore non ci sogniamo di abbandonare, perché è un nome bellissimo, questo Casa delle Fatte, no? Casa delle streghe, delle fate. Tra l'altro nel libro c'è un capitolo molto bello che ho apprezzato tantissimo, proprio sulle leggende che stanno dietro alle Domus de Janas, perché ogni paese ha le sue leggende, non sono esattamente tutte sovrapponibili uguali, alcune dicono alcune cose, altre ne dicono altre, queste piccole fate, alcuni danno anche delle indicazioni, no? Precise sull'altezza, 25 cm di altezza, quindi alcuni si spingono anche a fare queste ipotesi, chiaramente sono
personaggi di fantasia, no? E la risposta che l'uomo del passato, che non aveva certe conoscenze tecniche scientifiche, dava a questi misteriosi monumenti che trovava nelle proprie campagne. Però sono veramente un qualcosa di bello, che appunto è secondo me anche importante che nella storia dell'archeologia non ci sogniamo di abbandonare questo nome, perché è un nome molto molto interessante. Quindi sono delle tombe straordinarie, perché anche se un archeologo lo dice, credo sempre con un po' di pudore, questa eccezionalità, no? Abbiamo sempre un po' perché il mondo è pieno di documentazione archeologica straordinaria, però diciamocelo pure che le Domus Eianas sono straordinarie, sono qualcosa di unico, e sono per l'archeologo importante non solo per il loro essere tombe, quindi per le cose, le informazioni che ci danno sul culto dei morti, ma sono importanti perché sono la fotografia, anzi il modello, la ricostruzione, diciamo pure il 3D della casa, perché quando noi entriamo nella Domus Eianas siamo sicuri che stiamo vedendo com'era la loro casa. Chiaramente c'è arte dentro, non c'è soltanto una riproduzione fredda, ci sono elementi artistici che sono, appunto nel libro, sono fotografati in una maniera veramente eccezionale, anche quella, perché certi particolari magari il libro serve, la realtà è sempre meglio dei libri, no? E delle fotografie, però devo dire che alcune di queste fotografie ci fanno vedere cose che nella realtà è difficile riuscire a coglierli, perché la luce giusta, quel tipo di luce radente permette di far vedere dei particolari che dal vivo è un po' più difficile vedere. Certamente uno che sa che ci sono, perché vede il libro, magari riesce a individuarli. Professore, le faccio la domanda da un milione di dollari. Chi abitava chi ha lavorato queste tombe? A chi erano dedicate e chi le ha costruite? C'era una volta il professore chiese uno, dice: che sono gli abitanti della Cina? E questo disse, cinesi, no, nome e cognome. La stessa cosa mi sta chiedendo anche Simona, cioè chi erano le nome, quindi che hanno popolato la Sardegna, a partire, diciamo, intanto diciamo subito due cose. Crociceri artificiali, iniziamo con Cuculus Ariu, che sono delle tombe a pozzetto, che noi non chiamiamo Domus Eianas, sono tombe a pozzetto, meravigliose perché hanno dato dal punto di vista archeologico dei contesti che non abbiamo mai più trovato, cioè nel senso il defunto era posto in un certo modo, con un corredo sistemato in un certo posto, ricchissimo, diciamo, anche proprio di spiritualità, con queste statuine che magari, non so poi se saranno di Dea Madre o di cos'altro, e dopodiché arriviamo invece, questo avviene praticamente tra il 4005 e 4000 a.C., non è vero, cioè con il Cuculus Ariu e con quella fase di Bonellino, e quindi c'erano degli abitanti nella Sardegna, almeno dalle parti di Cabras, perché lì sono stati trovati, che avevano un culto dei morti, diciamo, che praticamente gli dava uno spazio suo proprio, che era staccato dal villaggio. Non sono soltanto le sepolture in grotta come documentato nei millenni precedenti, e quindi a un certo momento questa è una prova, diciamo, incredibile di questo culto di morti. Poi tra il 4000 e il 3005 c'è questa fase ugualmente dove pare che si inizi a costruire, a scavare delle tombe a pozzetto ugualmente, ma magari appunto più articolate, che noi chiamiamo Domus Eianas. Su questo io francamente ho qualche dubbio su alcune domus che sono state datate in questo modo. Poi però tra il 3005 e il 2005 c'è l'esplosione appunto delle Domus Eianas, che sono quelle che si ritrovano appunto nel Lima. Perché ci siamo scelti questo periodo? Perché è il periodo più splendido di questa architettura funeraria, perché abbiamo
tutto un assedio, non soltanto l'articolazione interna che può essere varia, ragnosa, fino a 20-22 cellette, eccetera, ma soprattutto sono i prodotti di arte, che noi la chiamiamo arte, sì, comunque di scultura, di pittura, di rappresentazione appunto di una casa, sempre che non sia un edificio di culto magari. E tra l'altro la professoressa De Palmas poi ci dovrebbe dire qualche cosa a proposito di queste case del tempo. Comunque c'è la rappresentazione di una capanna a doppio strumento, oppure anche in altro modo, cioè anche il soffitto piatto, che veramente è incredibile, sembra fatta proprio, realizzata, cioè da carpentieri, da scalpellini, cioè in legno. In alcuni casi sembra quasi di vedere il rattoppo, cioè magari è mancato un pezzetto e lo hanno messo la zeppa perfettamente dipinte, poi con gli elementi simbolici, che sono appunto la passaporta, che sono la stessa casa è un elemento appunto simbolico, la rappresentazione di spirali, doppie spirali, motivi corniformi e protomicauline e così via, tutti simboli che andrebbero appunto decodificati. Ci troviamo anche noi archeologi, magari poi aiutandoci anche con gli antropologi e così via, e magari tante cose rimarranno sconosciute, io ho comprensione per sempre. Professoressa, abbiamo evocato Sedilo e adesso ne parliamo. Sono domus, quindi case, che richiamano case. E tu hai scavato anzi con grande gioia proprio questi ultimi mesi con i tuoi studenti, i tuoi dottorandi e gli allievi, no? che crescono nella professione, stanno sperimentando sul campo una scoperta archeologica che era in parte già nota dagli inizi degli anni 90, ma che oggi assume una connotazione completamente nuova. Ce ne vuoi parlare? Sì, ve ne voglio parlare. Come ha anticipato Simona, si tratta di uno scavo diciamo molto atteso. Ma perché gli archeologi non fanno gli scavi così appena dicono questa è una cosa importante, facciamo lo scavo? Perché fare lo scavo è una cosa veramente complicata, non solo onerosa, non parliamo solo insomma di questioni diciamo finanziarie, ma è complicata proprio l'organizzazione, e in questo caso c'è un fattore in più. Qua stiamo parlando di un villaggio preistorico che è stato scoperto alla fine degli anni 80, sì, agli inizi degli anni 90, lungo le sponde del lago Modeo. Chiaramente voi sapete, il lago Modeo non è un lago naturale, quindi il villaggio era sulle sponde del fiume, su un'ansa esattamente del fiume Tirso, ed è stata una scoperta per noi che abbiamo lavorato in quegli anni a Sedilo, come dire, eccezionale. Non riuscivamo quasi a credere ai nostri occhi quello che stava comparendo sulle sponde del lago, meglio del fiume, perché erano gli anni, sicuramente voi li ricordate, ci sono stati degli anni di siccità fortissima, cioè nelle case non avevamo acqua, almeno noi che stavamo lavorando a Sedilo non avevamo l'acqua durante il giorno, quindi avevamo anche l'acqua regimentata, non c'era l'acqua e il lago si è prosciugato praticamente completamente. E col prosciugamento del lago noi stavamo facendo un lavoro di censimento archeologico nel territorio, passavamo continuamente sulla valle del fiume, ma non vedevamo niente. Solo una volta siamo passati insieme, eravamo un bel gruppo, sia studenti sia componenti dell'associazione archeologica di Sedilo, che è sempre stata molto attivissima. Passiamo lungo le sponde ed era tardi, era il tramonto, quindi la luce non era la luce di mezzogiorno, che era quella che ci aveva accompagnato in tutte le ricognizioni, e a un certo punto iniziamo a vedere questi allineamenti, questi muri dritti. Non immaginatevi muri alti, perché se no il muro alto l'avremmo visto da prima, erano mura alte un filare di pietra, e non di pietre grandi, di pietre abbastanza piccole. Insomma, iniziamo a seguire questi muri e ci rendiamo conto che avevano una pianta particolare,
Ci è voluto un po', forse non l'abbiamo riconosciuto subito, però dopo un po' abbiamo capito che erano delle case, poi dopo vi dico le dimensioni di queste case, perché tra l'eccezionalità della scoperta c'è la dimensione delle case, e avevano la stessa pianta che noi troviamo nelle Domus Deianas. Forse anche a voi sarà capitato di andare in quelle Domus Deianas che si visitano, tra le più famose la Sardegna, come Sant'Andrea Priu, ce ne sono tante che hanno uno spazio semicircolare, no? Appena si entra c'è quella che noi chiamiamo anticella, un grande spazio semicircolare, poi ci sono le diverse celle funerarie dove vengono seppelliti i morti. Ecco, noi abbiamo trovato costruita, quindi quello che residuava di un edificio costruito, questo stesso schema. E quindi chiaramente la scoperta è importante perché ci siamo accorti che veramente le Domus Deianas sono la riproduzione fedele della casa, cioè loro non se la sono inventati quello spazio semicircolare, cioè non era la metà di una capanna perché non volevano fare una capanna circolare, era veramente quella. Io mi sono presa il segno, chiaramente non lo vedete, lo sfogliate nel momento che uscite, perché qua si vede quella che è la planimetria, ecco, quella che è la planimetria, questa è la ricostruzione di un bellissimo disegno di Paola Serra, e questa è la planimetria che avevamo preso quegli anni. Queste sono delle foto prese dall'alto, sono foto aeree, perché questo tipo di edificio, questi resti di edifici si diffondono nelle sponde, lungo le sponde, l'ex sponde del Tirso, sotto il lago Amodeo, per circa 40 ettari. Tra l'altro adesso stavo andando a ricontrollarmi che tra l'altro adesso diciamo che abbiamo anche strumenti un po' più fini, raffinati per prendere le misure, dobbiamo sicuramente riperimetrare per quanto si estendono, perché da poco leggevo che nella letteratura archeologica il villaggio neolitico più grande è uno del Tavoliere delle Puglie, ed dice circa 40 ettari, quindi è importante anche per capire che forse niente di strano che il villaggio più grande alla fine d'Europa risulti in Sardegna e risulti nel territorio di Sedilo. Qual è la novità? Che quest'anno a gennaio abbiamo iniziato a scavarne una. Voi dite, ma ce ne avete messo di tempo? Sì, ce l'abbiamo messo, però considerate che l'acqua è risalita e quindi anche questa è una foto straordinaria, perché queste macchie che chiaramente da lontano non riuscite a vedere sono le strutture che sono emerse, ma considerate che anche adesso se ci andate vedete acqua, perché le strutture stanno sott'acqua. Quindi nel momento che, tra l'altro sapete che questa cosa tra la scoperta, subito dopo c'è stata l'inaugurazione del nuovo invaso, che è più alto del passato, e quindi praticamente se piove, tutti ci auguriamo che piova naturalmente, non sto dicendo il contrario, però insomma più o meno, però devo dire che il villaggio è sempre sott'acqua. Allora a gennaio abbiamo detto ce n'è ancora tanto sott'acqua, ma noi ne iniziamo una, e quindi abbiamo iniziato quella che sta su una collinetta un po' più in alto. E abbiamo solo iniziato perché non vi ho detto la cosa più importante: quanto sono grandi queste case. Allora, quella che stiamo scavando adesso, che non è forse neanche tra le più grandi, ha una superficie utile di 235 metri quadri. Quindi immaginatevi la casa che cos'era. E altre sfiorano i 300 metri quadri. Quindi sono ville, sono delle cose grandissime, che mettono naturalmente il problema: ma come le coprivano queste cose? Perché noi pensiamo che siano quasi tutti spazi coperti. All'interno sono strutturati in diverse stanzette, cioè chiamiamole così, stanzette. Chiaramente adesso con lo scavo dobbiamo capire se queste stanzette veramente c'erano, perché in superficie ci possono essere degli arrangiamenti che magari forse sono stati fatti anche in tempi moderni. Quello che però è la cosa forse più importante che ci sta facendo capire lo scavo, che noi eravamo abbastanza rassegnati che la casa l'alzato dei muri residuava per 1 o 2 filari,
e invece sta andando giù, e invece ce ne sono di più, e invece ce ne sono 3, 4. Appunto, questa non è quella che stiamo scavando a noi, però abbiamo fatto una porzione di il muro di separazione della parte rettangolare e della parte semicircolare. Allora, io in genere scavo nei contesti nuragici. Io un muro così dritto non l'ho mai visto in ambito nuragico, quindi ha una perfezione questo muro, e anche gli angoli a 90 gradi che fa con gli altri muretti, strepitoso. E siamo, appunto, quando siamo nel periodo, diciamo che dovremmo essere forse nel quarto millennio. Allora, noi non abbiamo trovato, scusate, forse alla fine del quinto millennio, perché è uscito fuori un frammento di ANSA del quinto millennio. Io quando siete venuti mi sono tenuta quello che abbiamo sempre pensato della fase del neolitico finale di Ozieri. In realtà c'è un'ANSA che non sembra di Ozieri, è un'ANSA antica, un'ANSA neolitica. Adesso stiamo a vedere, perché chiaramente noi le datazioni e queste cose le facciamo sulla base di quello che troviamo. Allora voi dite, ma perché l'avete già datata al neolitico se non ne avevate scavato manco una? Perché in superficie quella zona è talmente ricca di ossidiana, ma non schegioline piccole, ci sono lame grandissime, ci sono degli strumenti veramente perfetti, c'è un'abbondanza di ossidiana che ci fa anche capire che questo villaggio aveva relazioni che vanno, l'ossidiana si trova solo a Monte Arci, quindi sicuramente loro avevano una fortuna, che forse non avevano altre comunità neolitiche sparse nella Sardegna, stavano lungo il Tirso. Quindi il Tirso, diciamo, li metteva, è una via di comunicazione, perché non dico che non andavano perché lì poi ci sono delle specie di rapide, non ci potevano andare con un'imbarcazione, con una canoa, però ci andavano a piedi lungo i sentieri che ci sono lungo il fiume, quindi erano veramente collegati con tante altre zone della Sardegna. Quindi diciamo è una scoperta che appunto non è una scoperta di quest'anno, però quest'anno si spera di aver iniziato a mettere in luce una di queste strutture così importanti. Se vi fa piacere, queste immagini della capanna, di quella che una volta si chiamava capanna, ma che ormai non può più essere chiamata tale, date le strutture murarie, ho avuto la fortuna di avere la condiscendenza della professoressa Anna De Palmas, che mi ha concesso di andare a visitare durante lo scavo, e quindi nella pagina di Sardegna Storica che abbiamo su Facebook a disposizione di tutti potete vedere l'intervista con la professoressa e con Luca Doro, un altro allievo della professoressa e del professore anche, e che racconta appunto, e potete vedere le immagini anche col drone di queste ville, possiamo chiamarle ville. Sono abitate, abbiamo detto, quindi un villaggio di case prestigiose che aveva probabilmente un cortile, no? Ognuno aveva, è possibile immaginare uno spazio aperto, un cortile. Ma io penso che queste strutture così singolari, diciamo la verità, no? Eccezionali, cioè per le dimensioni, sono eccezionali, e io ho l'impressione che fossero centri di lavorazione anche dell'ossidiana e della distribuzione e del commercio dell'ossidiana, perché se no non si capirebbero. Probabilmente ci sono spazi, anche quegli ambienti, ovviamente bisogna scavare tutto quanto, anche gli ambienti semicircolari forse sono anche ambienti a cielo aperto, forse così, di quelle dimensioni, cioè voglio dire, comunque è una situazione veramente eccezionale. Io credo che questa sia, una volta che verrà scavato e ne sapremo di più, sarà una scoperta di quelle eccezionali veramente. E quello che dispiace è proprio che ci sia voluto tanto tempo, non soltanto per colpa del lago, per incomprensioni a volte, non è vero, tra l'ente di tutela, l'università e così via, perché diversamente queste cose si sarebbero fatte prima, perché a volte scaviamo tanti nuraghi, pezzi di nuraghi dove sappiamo tutto, praticamente tutto. Però voglio dire, non è che
questa è veramente una scoperta eccezionale, perché anche se fosse un centro di distribuzione, penso a Fratesina per quanto riguarda certi centri così dove distribuiscono in quel caso l'ambra e così via, sarebbe una cosa importantissima, eccezionale, perché l'abitazione diventa un pochino, perché sono tante queste, e quindi dobbiamo veramente valutare cosa saranno. Sarà una cosa importantissima. Io spero che si scambi veramente mesi durante l'anno, mesi durante l'anno, e non si aspetti, ulteriormente, aspettando che magari piova, ci sia diluvio universale e non si trovino più le capanne. E quindi ecco, io ho fatto questa, Andrea, ma cosa mi hai chiesto? No, adesso le faccio un'altra domanda se posso. Se queste case potevano avere un cortile così. No, io penso di sì, insomma, penso che un orto, è una cosa, un orto magari, no? Un orto, non esageriamo. Possibilità di avere anche dei magazzini, per garrate, chi lo sa, deve vedere adesso cosa si troverà, cosa si troverà proprio dal punto di vista sia dei materiali, dei vasi contenitori di garrate, ma ovviamente si possono trovare, come è stato trovato in tanti altri scavi, anche quelli sono i semi, possiamo sapere tutto ormai la scienza ci mette in condizioni di sapere tutto quello che a un certo momento si poteva coltivare oppure che era in natura selvatico e che comunque poteva essere utilizzato. Quindi ormai la tavola noi ce l'abbiamo al completo. Quindi questa è la grande fortuna che noi, il nostro tempo, ha rispetto agli archeologi, penso a Taramelli o altri ancora, non so, anche a nostro figlio e così via, che appunto erano dotati di meno mezzi. Queste cose non c'era, perché non è che sono gli archeologi che diamo ai laboratori, i laboratori appunto ci dicono anche le date, le datazioni, quindi abbiamo tanti strumenti in più, quindi. Professoressa, la distribuzione, io parlavo di cortili, perché quando siamo andati sul posto effettivamente la geografia, no? La distribuzione, io dico impropriamente urbana, ma per rendere più comprensibile, la distribuzione delle abitazioni così importanti nella distanza l'una dalle altre fa incominciare ad immaginare come abitavano insieme queste persone. Sì, certo. Allora, quello che a noi un po' manca è la capacità di avere lo sguardo su tutto, perché se è vero che il lago ci ha aiutato, perché il lago ha lavato la terra e quindi che ha scavato un po' da sola, no? Un po' ci ha tolto la terra superficiale, però dall'altra parte ci sono dei momenti in cui ci ha messo anche del suo, nel senso che quando ha avuto sono arrivate un po' di piene, un po' di accumulato, quindi a quello che a noi manca è avere uno sguardo obiettivo su tutte quelle che erano le case, come erano anche rapportate l'una all'altra. Sicuramente mi veniva anche da pensare rispetto alla domanda che ha fatto prima il professore, ma lì sicuramente un altro, non stavano lì per caso, quella è la piana, è il tratto di piana alluvionale più grande che ha il Tirso. E lì, se voi andate a vedervi i muretti a secco, che ancora ci sono, anche se c'è l'esproprio perché è demanio fluviale e tutto quello, ci sono pezzi di muro che sono fatti con le macine, con macine a mano, non macine perché è tutto macine di granito e lì non c'è il granito, c'è il basalto. Quindi andavano, probabilmente le portava il fiume, il granito perché lì c'è la confluenza col Taloro, vicinissima alla confluenza col Taloro, quindi dal Taloro arriva il granito perché il granito sta appunto dalla parte del Taloro e lì le macine sono tutte di granito, tutte, ma ce n'è una quantità spaventosa. Noi non abbiamo trovato ancora niente perché abbiamo asportato i livelli superficiali, quindi diciamo che non consideriamo ancora quello che abbiamo tolto un livello archeologico buono, però abbiamo non so trovato quanti macinelli che stanno lì sparsi, quindi macinelli noi ci accorgiamo che sono macinelli che sono
la parte diciamo che lavora della macina. Le macine non immaginatele tanto grandi, quelle sono le più grandi, forse sono di queste dimensioni, ce ne sono anche un po' più piccole, sono un po' concave per l'uso, e la farina loro la macinavano all'istante, come se noi avessimo il mixer. Andiamo, noi clicchiamo il pulsante, ci maciniamo le granaglie, loro prendevano il grano, lo macinavano all'istante ed è pieno. Quindi loro lì probabilmente avevano la possibilità di coltivare tanto grano, perché quello è il terreno irriguo, molto buono per questi usi agrari. Quindi diciamo che anche quello è una cosa che ci aiuta a capire il perché dello stare là, perché avevano appunto tutta questa distesa infinita. Il professore prima accennava a elementi simbolici, non ci sono però spighe di grano nelle Domus de Janas che io sappia, no? Vero? No? Il grano non rientra. No, vabbè, la pagina della fatta archeologia la lasciamo in appendice, magari, la lasciamo in appendice. Però c'è un ampio capitolo dedicato alla simbologia, ai simboli, no, che ritornano. Il professore ci ha lanciato un po' di prima, no? Ci ha avviato a questo capitolo. Spirali, lei prima ha accennato alla simbologia che ritorna, no? Quindi spirali, corna, il muso del toro, o non so, qualcosa che somiglia, insomma, che ci piace chiamare così perlomeno, o semilunari, chissà, no? Non so ancora, diteci voi. E poi la stessa porta d'ingresso di queste domus, che potrebbe avere un valore simbolico, chissà. Sì, le porte hanno sì sempre il valore simbolico, poi ovviamente le porte servono per entrare. Se magari dentro ce l'abbiamo scolpita o incisa e dipinta, allora ha valore simbolico, mi spiego. Cioè, poi le antropologi possono trovare anche tante altre, diciamo, invenzioni, per così dire. Non è vero, cioè nel senso che si entra, diciamo, nelle viscere della terra, appunto, a contatto con queste divinità, per così dire, ma io su quello per me la porta della Domus de Janas c'è una porta che serve per entrare, perché sennò e basta, io non gli darei altri significati, perché sennò ci vediamo troppe cose, capito? Cioè già ne sappiamo poco, diciamo, quindi bisogna un pochino essere anche prudenti, non accumulare per forza significati che magari poi a volte, certo, dicevo anche l'altra volta, le porte dell'inferno, il purgatorio, insomma, tutti quanti i segni, anche la porta come simbolo appunto il cane che viene seppellito sotto la soglia della porta perché protegge, diciamo, la porta. Dicevo l'altra volta anche lo sposo che porta la sposina, la porta, diciamo, deve superare la porta per le cose via, che quello è un rito di passaggio, capito? Cioè, c'è sempre un rito di passaggio, però io su quello non ho ricorderei troppo, però non ho strumenti. E invece gli altri simboli o comunque le altre raffigurazioni? Le raffigurazioni sono molto più conosciute, più note, più accettate. Ad esempio la spirale si ritrova in tutte le parti del globo, cioè la spirale, anche noi diciamo la vita è una spirale, non è vero, per dire il teorismo, cioè c'è un inizio e una fine, forse, oppure un inizio e una fine che non si sa quando finirà, capito? Quindi voglio dire, è un elemento no, non è decorativo soltanto, no, poi diventa decorazione, certo, ma tutto diventa decorazione, scusate, anche il crocifisso diventa decorazione, cioè quando l'elemento simbolico forte, di forte spiritualità, mettete, diciamo, una spilla, il crocifisso di diamante è diventato si è già impoverito, cioè, il segno vale più, il crocifisso
fatto di legno, che è quello che si mette, diciamo, alle sopra dalla blusa, capito? Quindi questa è un'altra cosa. Poi c'è la doppia spirale, anche la doppia spirale che unisce, sono due, che sarà mai, sarà dove, sarà, diciamo, più forte la valenza simbolica di questo dinamismo, eccetera. Però allora lì ci sono anche gli altri studiosi che dicono no, probabilmente può essere una dea degli occhi, oppure ci sono gli occhi che proteggono la tomba dal malocchio, dal male, perché poi c'è sempre questo elemento negativo che è legato anche a che cosa? A sonno del defunto, perché il defunto deve percorrere, diciamo, il suo viaggio e non ci deve essere niente che possa impedirgli, diciamo, di arrivare in quello che è il suo luogo, capito? Cioè non sono gli archeologi, queste sono le tradizioni popolari anche della Sardegna, di ogni dove, capito? Cioè aiutare il defunto ad arrivare, diciamo, nel luogo che gli è destinato, capito? Perché poi si ha sempre un po' paura del defunto, anche in tempi in cui si va sulla luna, cioè il defunto può essere anche, per così dire, pericoloso. Pensate uno che era cattivo, pensate quando c'erano i condannati a morte e che c'erano i luoghi dove appunto vi era l'impiccagione, lì ci sono tante favole che appunto e tante cose che vengono dette di questi spiriti che uscivano fuori e che erano cattivissimi e via. E quindi però anche lì la doppia spirale, ci sono, gli antropologi ne raccontano in tutti i colori anche di queste interpretazioni, capito? Cioè, quindi ad esempio ci sono, dicevo l'altra volta, che le domus gianas, queste cordicelle artificiali, che prendono anche altri nomi, cioè Furighesus, Coronesus, Corona, eccetera, però domus gianas è quello il termine che ormai è più noto, più conosciuto, più fiabesco quasi. Queste domus gianas, lo stavo dicendo, sulle doppie spirali. Sulle doppie spirali, ecco. Si trovano non soltanto in Sardegna, adesso non parliamo che noi siamo qui che scambiamo le grotticelle, le domus gianas e così via, e gli altri no. Ci sono in tutto il Mediterraneo, ci sono in Spagna, ci sono in Francia, che sono anche alcune anche molto belle, ci sono tutto il vicino Oriente, praticamente probabilmente il modello viene, diciamo, dal vicino Oriente, è probabile che venga con i primi agricoltori che sono arrivati nell'isola, capito? Quindi però le nostre, queste decorate perlomeno sono veramente eccezionali, possiamo vantarci veramente tutti questi elementi simbolici che noi vediamo, appunto sono veramente eccezionali e ce li risolviamo in queste forme, quindi di questo dobbiamo essere orgogliosi. Però in Sicilia ci sono tantissime domus, noi ne conosciamo in Sardegna circa 3.500, che è sempre il famoso numero segreto che abbiamo, che già da anni diciamo sempre che sono 3.500, saranno di più sicuramente, o forse non erano neanche 3.500, allora, ma comunque sono un bel numero, e tante altre ce ne saranno. In Sicilia ce ne sono almeno 7.000, c'è Antartica, 5.000, 6.000, e le grotticelle artificiali sono antiche più o meno, ce ne sono coeve a quelle di Fugrugerio, sono anche quelle antiche, però sono poco decorate, hanno i portali e sono anche molto più recenti di quelle nostre. E c'è una doppia spirale che a un certo momento è di un portello, che di sotto ne ha un altro paio e c'è un elemento, diciamo, puntito che viene interpretato come un accoppiamento, diciamo, capito, tra maschio e femmina. Quindi la simbologia in quel caso, non perché sono tombe a luci rosse, non è vero, sono semplicemente è il senso, diciamo, della fertilità, della riproduzione, della vita che in un luogo di morte appunto viene in quel caso appunto rappresentato in modo che a noi si può sembrare anche molto, per così dire, strano, cioè che diavolo, potevano fare in un altro modo, cioè, perché poi ci vogliono gli antropologi per illuminarlo, capito? Quindi questa è la cosa. E poi per le corna noi in Sardegna vogliono le corna, cioè queste due di tutti i tipi, semplici, complesse, si presta a equivoci, lo so, infatti
infatti voglio dire, è una battuta che io faccio sempre, cioè, quindi, che la prima volta che l'avevo fatta a Sendoli, e allora ero molto giovane, e quindi loro hanno appunto della tomba dell'orto parrocchiale con delle corna, dei crescenti lunari, dove c'è questa sorta di muso molto fissato, e quindi quando sono arrivato a parlare delle domus ho detto, beh, qui voi a Sendoli state bene a Como, cioè, quindi devo dire che mi hanno guardato molto sospetto. Comunque allora, queste Broton, ce li abbiamo, Broton, doppio, con la testa, con le corna, con le orecchie, con un muso proprio naturalistico, e poi pian piano, diciamo, si va verso una forma molto civilizzata. Allora, anche il toro, la forza riproduttiva del toro, quella si ritrova in tutto qua, dalla Mesopotamia praticamente fino a noi, con valenze diverse, in tempi diversi. Infatti noi non è che dobbiamo pensare che se a noi tutto questo si vede nel 2005, nel 3000, e in altri posti si vede più tardi o si vede prima, il significato non sia lo stesso. È possibile che sia lo stesso o che abbia valenza diversa e così via. Noi crediamo che sia la forza riproduttiva, diciamo, quindi una valenza vitalistica più che altro, capite? Ad esempio non mi piace il dio toro, capite? Il dio toro non mi piace, no? È una forza della natura, diciamo, una forza della capacità riproduttiva, così come per la diamante io direi un elemento vitalistico, capace, è un elemento, è la donna che genera, è forse l'antenata, è forse, capito, cioè senza bisogno di scomodare una divinità nel senso classico, ecco, questo e quindi con queste corna ci siamo e sono ben rappresentate. Devo dire che a proposito, perché sennò poi ce ne dimentichiamo di una cosa importante, che noi stiamo parlando di Homo sapiens, ma voi dovete sapere, lo saprete senz'altro perché è stato abbastanza pubblicizzato, che le domus entreranno con molta probabilità, non è vero, nel patrimonio dell'umanità. E questo va detto, si deve alla forza, alla tenacia della professoressa Tanda e del suo gruppo di lavoro, che tra l'altro la Tanda è quella che appunto è sulle Homo sapiens è indiscussa, la regina delle uomini. C'era la regina delle piramidi, che era un famoso film degli anni 50, no? Ed è la prima, la regina delle uomini, indubbiamente. Quindi questo è un merito grandissimo, che è eccezionale, perché vedete le Homo sapiens in realtà sono state resuscitate soprattutto per quanto riguarda l'arte figurativa, che si ritrova un po' da Contu, che in effetti lui aveva trovato molte di queste cose, e poi la Tanda che ha portato avanti, diciamo, tutti i suoi studi proprio su quest'arte del Homo sapiens. Quindi anche diciamo, lo schema evolutivo o involutivo, vediamo, di queste corna, di questa sorta di toro. Poi non lo sappiamo se magari è il toro che è stato sacrificato, è il toro che, perché ad esempio nel mondo cretese, nel mondo egeo, il toro viene sacrificato, viene sacrificato. Ci sono dei sacrifici che sono, quindi ce li abbiamo anche dalla letteratura, cioè insomma, voglio dire, non è una cosa a volte pitturato, ma voi pensate in bello che a volte abbiamo tombe piccolissime, modeste, cioè non sono per nulla, diciamo, grandiose. Uno entra e poi si ritrova una bella testa di toro con le orecchie, ad esempio c'è quella di Golugos qui, che è stata poi, diciamo, si trova sotto le acque. Allora è una tomba modestissima e si vede a un certo momento questa testa con un muso che è allungato, triangolare, le corna belle, nate e le orecchie, quasi proprio le orecchie a bandiera, come l'animale che a un certo momento, non è vero, è attento e quindi le orecchie le solleva e così via. Cioè a volte con un naturalismo incredibile, cioè voglio dire, ma ci sono poi, guardate, anche dei soffitti
dei soffitti che sono lavorati con spirali, come quelli appunto, guardate qui qua, e quelli, Bisogna coprire quelli sono, non sono appunto che si possono fare. no, quello guardate, Queste non si possono fare. dobbiamo dire che possiamo fare. è stato già detto, ma questo fotografo, io devo dire che con Carlo Delfino tanti anni fa avevamo pensato, tanti anni fa, prima proprio credo a fine anni 80, con Crissi, con un fotografo, di fare delle foto proprio, però fare delle foto in un luogo esagerante è complicato, è un problema di avere strumenti, è il problema delle luci. Voi pensate che nell'Ottocento, ad esempio, per quello che si sa in letteratura, anche alcune tombe che avevano queste decorazioni non erano state viste da chi le aveva esplorate, che magari le segnalano, a volte le descrivono, e ci sono appunto invece delle decorazioni che evidentemente o col lume della candela oppure con una luce diciamo evidentemente inadeguata appunto non hanno visto niente, per cui noi dell'Ottocento praticamente non abbiamo, tranne una cosettina alla luce dell'elefante, ad esempio dell'ovisato che vede un pochino questo corno, però ci c'è dentro acqua e quindi non ho potuto vedere l'altra, cioè il vecchio non aveva visto l'altra e via, e basta. E quindi voglio dire, insomma, Professoressa, all'interno abbiamo detto probabilmente si riproducono delle case. Cosa si sa di chi è stato sepolto e quante sepolture una domus poteva accogliere? Lo stesso clan, la stessa famiglia? Allora, noi sui morti fisici, cioè proprio sulle ossa, sappiamo poco perché abbiamo pochi dati, perché gran parte delle rocce delle domus veianas hanno un'acidità che ahimè corrode le ossa, ma non è solo quello, è che le domus veianas sono state in vista diciamo per millenni e quando si è diluita la loro natura di tomba nell'immaginario delle persone, perché è chiaro che uno prima di profanare una tomba un pochettino ci pensa, però quando si era persa nella memoria delle persone il fatto che quelle fossero tombe e è subentrata quello che erano case di fate, beh allora hanno iniziato a frequentarle, a entrarci, sicuramente a rimaneggiare e magari a portare fuori, cosa che possono aver fatto anche gli animali, le ossa, nei pochi casi in cui le ossa si sono conservate. Noi abbiamo il caso che scoprì Enrico Azzeni della domus veiana di San Benedetto di Iglesias con i resti di 200 individui, così ci dice Azzeni, però sono casi abbastanza rari, poi qualche caso dei crani trovati da conto, l'accumulo di ossa selezionate. Noi per esempio abbiamo scavato in alcune domus veianas di Sedilo, proprio erano le domus veianas del villaggio, dista 2,5 km dal villaggio di Serralinta, c'è una grande necropoli. Ufficialmente noi quando abbiamo finito i lavori ne avevamo individuato 33, l'associazione archeologica ne ha trovato un altro po', sicuramente superano le 40 tombe, no? Era una necropoli molto molto grande. E noi le ossa dentro non le abbiamo trovate di nessuno, cioè abbiamo trovato una selezione di ossa, solo crani lunghi e solo crani, solo osse lunghe associate, nient'altro, quindi una selezione post mortem di ossa che sono state messe intenzionalmente, ma era una sepoltura medievale, quindi erano 8 individui della stessa famiglia sepolti appunto con questa selezione delle ossa, cioè come fate a sapere? Abbiamo trovato qualche frammento ceramico medievale, alto medioevo, siamo intorno al VII secolo d.C. e le analisi di laboratorio, abbiamo fatto un'analisi al C14, ci ha detto che erano ossa medievali, quindi è solo un esempio per farvi capire che non è assolutamente facile avere contezza di chi era sepolto. Noi ci immaginiamo, soprattutto in queste grandi necropoli, che fossero gruppi familiari,
che fossero, dato che ci sono le varie stanzette, quelle che noi chiamiamo celle, ma sono piccole stanze, e probabilmente lì ci dobbiamo immaginare dei gruppetti della famiglia. Poi in realtà noi sappiamo anche molto poco del tipo di società, di come era organizzata. Ci immaginiamo una società a base familiare, però non sappiamo come queste famiglie si aggregavano, cioè saranno famiglie allargate, quindi i cugini, i fratelli, i cugini, tutti vivevano nella stessa, diciamo, zona di residenziale, e sono tutte cose che noi non sappiamo, perché noi ci basiamo, ricordiamocelo sempre, che gli archeologi si basano per ricostruire le loro ipotesi sui dati archeologici. Quando non c'è il dato archeologico, giustamente, come ha detto il professore prima, l'archeologo sta in sospensione di giudizio, nel senso che sta a aspettare che ci siano nuove scoperte, e diciamo che anche se alla fine si fanno anche delle ipotesi per cercare di andare avanti, però più di tanto non ci si può spingere nelle ipotesi. Una curiosità. Sepolture di famiglia o comunque di clan, e a me viene in mente una similarità con le sepolture di Montesirai, le sepolture puniche, quelle di Tarros, quelle di Turvigedu, quelle di Sant'Antioco, no? Che in fondo, specie quelle monumentali di Sant'Antioco, sono di fatto, anche qualcosa a Tarros, sono di fatto delle sepolture, no? Pluristanza, addirittura qualcuna a Sant'Antioco è diventata catacomba, quindi di fatto sono delle sepolture, delle stanze scavate nella roccia a cui si accede sempre attraverso la stessa tecnica, una piccola porta che immette all'interno di una prima stanza, e questa prima stanza talvolta come dire, ha una dépendance laterale, alle volte contigua, alle volte ha proprio un foro, una sorta di oblò, o allo stesso livello, un livello rialzato, e le sepolture, ho avuto la fortuna con il compianto professor Bernardini di assistere proprio a una di queste aperture a Sant'Antioco, e abbiamo potuto vedere come le sepolture sono esattamente sino alla soglia, quindi in quel caso i detriti, che sono in realtà un indicatore ceramici, no? Indicatori di riti che nel tempo si sono susseguiti e quindi sono indicatori del tempo nel quale quella sepoltura è stata vissuta, ci dicono, perché si lanciavano i piatti, no? Come noi quando ci siamo sposati, mamma di solito, no? Le mamme o le nonne anche, rompono il piatto in uscita di casa in segno di buon auspicio. Ecco, in qualche modo un rito forse sentimentalmente non troppo distante accompagna l'ingresso in questa nuova vita, che è quello della sepoltura. Sono qualcosa di simile? Lo chiedo a te due. Sì, cioè, diciamo nulla osta che siano cose del genere. Noi siamo sempre, appunto, non per ripeterlo ma per ribadirlo, siamo sempre alla ricerca degli indizi, perché senza l'indizio facciamo fatica a ricostruire. Certo, poi ci appoggiamo sempre agli antropologi che però a volte galoppano di più di noi come fantasia a volte. Però adesso mi veniva in mente, proprio parlando di questa sala, no, dove che dicevi che nell'anticella delle Domus Deianas noi in genere lo ricostruiamo come uno spazio per le cerimonie funebri, quindi come se magari non tutta la comunità ma un gruppo, anche perché l'anticella in genere è più grande delle cellette funerarie, quelle dove ci sono i letti rialzati, i banconi. Lì noi pensiamo che facessero dei riti, e il fatto che ci sia la fossa col focolare che simula esattamente come era il focolare nella loro casa, e proprio la Tanda Molia, il Lorai, ha trovato i resti vegetali bruciati all'interno di questo focolare, resti di grano, resti di essenze vegetali, che quindi fanno capire che loro in quel focolare bruciavano veramente, in onore dei morti, non più per i vivi ma in onore dei morti. Quindi diciamo che ci sono sicuramente delle similitudini che ci fanno pensare che comunque avessero lì due spazi, quello per la sepoltura del morto e
quello per la cerimonia funebre. Mi è venuto in mente perché lei, professore, parlava, non abbiamo un'originalità nel tutto il Mediterraneo e forse nel globo si individuano delle strutture simili, strutture architettoniche simili, quindi possiamo anche immaginare che il sentire magari in forme diverse sia non troppo distante. Troppo distante, ma certo, infatti io credo che la morte è sempre quel mistero che ha accompagnato e accomunato tutte quelle popolazioni che sono state, diciamo, lì. Quindi certo i riti noi non li conosciamo, noi abbiamo soltanto le tombe, abbiamo i segni, ma io penso soltanto, tornando alle nostre domus, cioè che adesso quelle celle centrali, quello spazio più grande, che è quello più decorato, quello più vistosamente decorato, eccezionalmente decorato, con le corna che si allungano per tutta la parete, per una parete di parecchi metri tra l'altro, con il soffitto perfetto, decorato, doppio come questo e così via, e di questi ce ne sono, cioè, ci sono tombe appunto egee, cipriote, sono più tarde, con il tetto doppio spiovente così, cioè, voglio dire, è uguale, sono un pochino più tarde però. E quella lì io non credo che servisse per mettere il defunto. Il defunto va nelle cellette più piccole, capito? Una cappella l'immagino. Io immagino proprio questo, ormai insomma, perché tra l'altro vediamo che anche queste tombe qui non ne hanno molte di celle, cioè la superficie della cella centrale è la maggiore, è come se noi avessimo questa grande stanza e poi tutta perfettamente decorata e così via, e poi le stanzette, alcune stanzette diciamo, dove evidentemente potevano esserci anche delle sepolture particolari anche, in realtà, quello che poteva essere lo sciamano, quello che poteva essere chi aveva diciamo il potere spirituale, non lo so, cioè, capito? Ma non è che arrivassero, diciamo così, mettessero i morti dentro qui, e lì c'era ugualmente il focolare centrale, proprio quello ad anello, in rilievo, perfetto, quindi voglio dire, certo, i riti purtroppo non possiamo solo immaginare, ma io credo che fossero riti, anche quelle tombe che hanno il dromos, cioè il corridoio cielo aperto, quelle è processionale, capito? Cioè, vuol dire, cioè, quando è largo abbastanza, come nel caso di Sant'Upero ad esempio, quello dà l'idea proprio di una processione che accompagna il defunto e lo porta all'interno della tomba, capito? Quindi poi il discorso del riutilizzo delle tombe, capito? Cioè per avere lo schema parentale si dovrebbero trovare delle deposizioni che noi sappiamo. Diversamente se trovi diciamo un coacervo di ossa, di pezzetti di ossa eccetera, che sono diciamo sepolture vecchie di secoli e secoli e secoli, probabilmente perdiamo un pochino quello che è la stretta parentela, mettiamo, non è familiare, tutta una famiglia. Poi magari ovviamente non sono cinesi che sono arrivati lì a farsi seppellire, ma voglio dire, stanno sempre gente salva, oppure se magari c'è un qualche rituale diverso, magari può essere anche qualche straniero che è arrivato qui a prendere l'ossidiana, per dire, ovviamente, cioè, però bisogna sempre poter avere dei rituali come appunto a Pucrus Arrius, dove è facile vedere a un certo momento che qui sono delle sepolture che stanno. L'ultima Ovviamente domanda. non si fa con il DNA, non è che non si riesce a guardare e ce lo vediamo. Le contaminazioni nel tempo sono un po' complicate, ti dici fai il DNA, però il DNA deve essere integro, l'osso deve essere, come dire, esatto, una situazione immacolata, non immacolata, perfetta. Cioè, C14 è la stessa cosa, insomma. Bisogna essere un po' prudenti, insomma, un po' prudenti, certo. L'oscurantismo degli archeologi è un po' noto nei social, no? Molto oscurantisti.
Però in realtà quell'oscurantismo è figlio di prudenza, no? È figlio di prudenza, ma anche di rispetto nei confronti di una ricerca scientifica che ha bisogno di non trarre, come dire, un risultato prima ancora. Certo, poi i desiderata ci sono, ma quello è un capitolo a parte. È un quadernino di desiderata che ognuno compila naturalmente. Altro è, come dire, azzardare, no? Azzardare le ipotesi si può anche, ma dare per certa qualcosa che non sia matematicamente o con alta probabilità, no? Quando siamo all'80% delle prove, beh, insomma, ci si può pensare un po'. Un ultimo ragionamento rispetto alla conservazione che può essere utile anche per la comunità per capire, e cioè queste sepolture a un certo punto è vero che le perdiamo perché se ne perde la memoria, tu ce l'hai spiegato, ma è vero anche che proprio perché se ne perde la memoria sono state conservate, perché molti decori, queste sepolture a un certo punto appunto si perde la memoria, non si sente di defraudare, no, la memoria di nessuno, di violare il rispetto nei confronti di un defunto perché si è perso la memoria dell'uso di quel luogo, e vengono usate come ricovero di animali, come ricovero anche dei pastori, no, degli allevatori che in campagna trovano un rifugio, caspita, anche ben costruito, tutto sommato è un buon riparo, e quindi si fa un fuoco. Questo fuoco annerisce le pareti e queste pareti vengono protette dalla fuliggine. Sì, certo, la storia di questo tipo particolare di monumento ci dice quello che hai appena detto, cioè che l'uomo le ha utilizzate per tanto tempo. Io mi ricordo che qualche anno fa abbiamo partecipato a un concorso fotografico con la collega Giuseppina Marras del Goceano, perché c'era una Domus Deianas con i cancelletti metallici con dentro i maiali, c'era questa foto che faceva venire i brividi, ma c'erano i maialetti che si affacciavano dalla Domus Deianas, e avevamo partecipato a questo concorso chiaramente cercando di mettere anche di sensibilizzare il comune a far sì che magari si trovasse un altro porcime per questi animali. Però l'uso a volte a noi comunque ci ha permesso di ricostruire la storia, perché è vero che adesso abbiamo parlato di ossa, però l'archeologo non lavora solo con le ossa, e noi in molti casi in cui dentro non c'era niente, non c'era più niente, però abbiamo dagli strati della terra al di fuori delle Domus Deianas riusciti a ricostruire la storia all'inverso, cioè quello che stava, la stratigrafia all'inverso, cioè qual era stato l'uso di queste Domus Deianas, lavorando sui materiali, perché la pratica, forse non abbiamo messo molto l'accenno su questo. Sì, è vero, si seppelliva il morto, ma si seppelliva con un corredo funebre, che è quello che serviva nell'immaginario del tempo al morto per il suo viaggio nell'aldilà. Quindi a Cucurizzario c'erano le frecce, c'erano le armi, però c'erano i piatti, a Cucurizzario anche con le arselle aperte in modo che le mangiasse nel suo viaggio. E così però è stato fatto per tantissimo tempo, perché noi ce l'abbiamo poi in tutte le fasi del Neolitico, in tutte le fasi dell'età del rame. È una cosa interessante che viene fuori da tantissime Domus Deianas, è che nel periodo nuragico, quando già c'erano le tombe di giganti, c'era sempre qualcuno che andava lì a farsi seppellire. E questo probabilmente perché loro invece avevano fortissimo il senso del passato, avevano la memoria che quella era la tomba ed era la tomba dei loro antenati probabilmente. In alcuni casi io penso di sì, perché noi abbiamo il caso proprio a Sirio, non l'abbiamo trovato, che materiali dell'inizio dell'età nuragica stavano dentro la tomba ed erano anche abbondanti, erano legati sicuramente a delle sepolture, ma loro a brevissima distanza avevano le tombe di giganti.
Allora, perché sono voluti andare? Perché poi gli stessi materiali abbiamo trovato nella tomba dei giganti, quindi erano contemporanee, però certo ogni caso va studiato, è un caso a sé. Però c'è da chiedersi, ma quando si è persa la memoria, no? Del fatto che siano tombe? Nell'Alto Medioevo ce l'abbiamo, perché ha proprio... anche delle continuità romane, no? Sì, ci sono delle continuità romane. Sant'Andrea Priu con appunto anche le pitture, gli affreschi, le sepolture di età alto medievale che sono diffusissime nelle Domus Deianas. Quindi proprio nel libro si parla, che c'è una bellissima storia degli studi e si parla anche del ricordo che in alcuni condages, come quello di San Pietro ai Silchi, si fa riferimento a Domus Deianas, a località con Domus Deianas. Quindi diciamo che sono dei monumenti che sono sempre stati tenuti in grande considerazione. Poi chiaro, noi ci sono delle fasi in cui non riusciamo più a trovare, dato che noi ricostruiamo la storia sulla base dei materiali, nel momento che manca il vaso di quel periodo noi siamo senza strumenti per ricostruirla, questo pezzo di storia, però sicuramente per gran parte del tempo riusciamo a ricostruire il loro utilizzo. Io aprirei le domande a chi eventualmente avesse qualche curiosità da chiedere al professore e alla professoressa. Eccoli una, prego. Avete parlato delle Domus Deianas, però secondo me... Le posso chiedere di avvicinarsi così la registriamo col microfono. Si sente. Ma non lo sentiranno. La parte più importante. Come le stavano queste Domus Deianas e soprattutto che utensili utilizzavano per scalfire il granito? Allora, dunque, io le posso dire che dentro la Domus Deianas ho avuto la fortuna di trovare gli strumenti che avevano usato per scavarla, deposti intenzionalmente, non erano buttati, erano proprio a contatto col pavimento, punta contro punta. Erano sicuramente dei picconi litici, lì stiamo parlando di un tufo resistente ma non resistentissimo, quindi lì forse era anche di che cosa erano fatti questi picconi? Erano fatti di una roccia metamorfica durissima, la stessa con cui loro facevano le asce per tagliare gli alberi, molto molto dura. Poi è chiaro che ogni area con i diversi litotipi deve parlare, cioè bisogna ritrovare gli strumenti specifici che hanno utilizzato per quel tipo di roccia. Un tipo di ricostruzione che si fa in genere è che in alcuni casi sappiamo che hanno utilizzato sgrottamenti naturali, quindi parti che erano già un po' lesionate. È una cosa appunto che noi diciamo sempre alle nostre ricostruzioni, che utilizzavano gli shock termici per le pietre, cioè il riscaldamento attraverso il fuoco e poi lo shock termico con l'acqua fredda. Comunque noi abbiamo provato con uno scultore di Ghilarza a iniziare, lui era molto anziano, quindi più di tanto non è andata avanti, però la stava portando avanti lo scavo con strumenti litici, con strumenti di pietra, e ci stava riuscendo benissimo, devo dire la verità. Professore, secondo Non lei? sono d'accordo Sì, no, ma si trovano gli strumenti. Gli strumenti ne abbiamo tanti, in tutte tanti. le tombe, capito? Anche nel Ruiu, ad esempio. Allora, io sono da piccolo in mezzo alle pietre e so la durezza delle pietre dure e delle pietre, e so con questo tipo di pietra, tipo la diorite, nel granito che abbiamo noi, non funziona. Può funzionare come bugiarda o come lisciarda, però non funziona neanche lo shock termico. E secondo lei invece come Come potevano fare? Faccio io un studiare che sto facendo nel mio terreno e ho provato anche questo shock termico e non fa, la sfilata fa queste fessure con il fuoco e con l'acqua che non va bene. Guarda la grana della pietra. E quindi secondo lei come la rompevano quella pietra? Allora, ci sono molte cose, per esempio, che non hanno mai detto, anche per
il peggio è quando incomincia, perché non c'è spazio neanche per battere con la mano, non c'è spazio. E poi man mano che entri dentro c'è il rumore che quando picca che si assorda. E più un'altra cosa che non avete mai dimenticato sono le sketch che ho provato a mie spese andando a Sorgolo per farmi estrarre dalla Aiuto! e poi non si respira, man mano che vai avanti non c'è niente. Però Ti prendi la erano più bravi di noi. Io credo che per quello che noi ne sappiamo sugli strumenti li si trovano in tutte le Domus de Janas e c'è proprio una tipologia che è stata fatta, diciamo, le forme, i percussori, le punte e così via. Ovviamente le celle, le tombe che hanno maggiori dimensioni sono quelle appunto con quella la trachite tufacea, che è molto, diciamo, più facile da lavorare. Si trova appunto con il calcare, che è ovviamente il tipo di calcare che ha, diciamo, anche possibilità di essere lavorata. Vengono scavate anche nel granito, però in genere sono piccole celle, piccole cose, oppure il granito anche si può spaccare, si può insomma lavorare, diciamo, con altre pietre. Pensi che in una tomba di Angelurulu, che è una necropoli vicino all'Alghero, che sono 38 tombe, addirittura c'erano 50 di questi strumenti da scavo che erano diventate praticamente quasi il corredo di un defunto, che è stato trovato, diciamo lì, come ne aveva tutto intorno, quasi a corona, questi strumenti. Si trovano spezzati, perché quando a un certo momento si spezzano ovviamente è facile trovarne un altro. Ora, io non credo che usassero, diciamo, in quei tempi il rame, che sarebbe il rame semicale, che tra l'altro non ha neanche molta forza, ce la fa. Capito? Il bronzo verrà un pochino più avanti e il ferro poi verrà molto più avanti. Ma non potrebbe essere che conoscevano. Allora guardi, io mi ricordo, l'ho detto anche l'altra volta, che anni passati sono andato appunto nel nord della Turchia e ho visto lavorare all'Urfa lì delle pietre che venivano ben sagomate proprio con strumenti di pietra, cioè che non era la cosa, erano immanicate, capito? E praticamente le sbozzavano, cioè abbiamo visto, tant'è che purtroppo non ne ho fatto la foto con Carlo Tozzi e così via. Quindi voglio dire, il problema, sa qual è la differenza tra loro e lei? Che lei è un uomo del 2000 d.C. e quelli invece erano, capito? Loro lavoravano sempre con quel metodo lì, capito? Cioè, quindi la sua testa è diversa anche di quegli altri lì, capito? Cioè, che io ci credo molto a questo, perché ci sono il sapere della mano, cioè noi l'abbiamo perduto in 1000 cose, che non voglio dire che lei non sappia lavorare, ovviamente la pietra è piano, ma io credo, ovviamente io non so cosa, non sono capace di, ma tu hai abilità diverse, conoscere la pietra, sapere dove, cioè non è che sceglievano anche il tipo di roccia, il luogo dove magari la roccia era più facile da lavorare, cioè nel senso che era magari fesulata, che poi basta essere che sia fesulata un po' e poi appunto con dei legni, le buche, che come si è fatto, invece hanno fatto così anche le grandi obelischi egizi, cioè come li staccavano la roccia, ce n'è uno tra l'altro che è lungo, qualcosa come 15 metri, che ancora diciamo non è stato cavato del tutto, semplicemente facendo dei fori, cioè fori dove mettevi appunto il legno infuocato e facevi appunto lo shock tecnico così, cioè, è chiaro che si tratta di abilità che francamente noi ce le troviamo e troviamo gli strumenti che si trovano lì, cioè perché diventando guardi, cioè un po' ne circola, diciamo, in quel tempo.
No, troviamo cose più salienti. Immaginiamo se li sprecavano per usare, diciamo, per scavare. Al metallo ci volevo proprio arrivare perché la conosciamo tutti, insomma, le ipotesi di Carmine Pilas che vorrebbe, no, che immagina, dice ma il ferro era in natura, è possibile che qualcuno l'abbia individuato, magari non riusciamo a trovare gli oggetti, ma è possibile che l'abbia individuato e forse lo sapevano anche usare. È un'ipotesi che può essere appunto ritenuta anche affascinante, però sulla base della documentazione archeologica non regge tanto, perché noi sappiamo che tutto il mondo, diciamo, del tempo è arrivato al ferro per una ragione specifica, anche perché il ferro è molto più abbondante in natura rispetto non tanto al rame ma allo stagno. Lo stagno è rarissimo, lo stagno può essere, non so, paragonato al nostro platino, ai nostri diamanti, era preziosissimo. Lo stagno non sta dappertutto, in Sardegna dovevamo avere piccoli giacimenti ma di cui non abbiamo neanche certezza, neanche contezza, ma lo stagno sta nell'Atlantico, cioè sta nelle isole britanniche, sta nella costa settentrionale atlantica. In Sardegna, come in tutto il mondo di allora, per fare gli oggetti di bronzo lo stagno lo dovevi importare da lì. Voi immaginatevi quanto costava al tempo, in termini di impegno, di risorse, far arrivare lo stagno, ma non c'è alternativa, il bronzo è rame stagno. Quindi il bronzo costa, è una cosa che ha un valore per il tempo molto grande, quindi loro hanno cercavano di emanciparsi dal bronzo. Quando si è scoperto il ferro, ma di cui abbiamo date abbastanza certe, sia in ambito orientale sia in ambito appunto dell'Egeo, è in una fase un po' avanzata. Se loro l'avessero avuto prima non avrebbero fatto niente di bronzo, sarebbero passati subito al ferro. Quindi sicuramente quella del ferro è una tecnologia, per quello che conosciamo noi. È chiaro che nel momento in cui si dovesse trovare un punto di produzione del ferro precedente a quella che noi chiamiamo l'età del ferro, intorno al 1000 avanti Cristo, cioè penso che saremo tutti non felici ma insomma ubriachi dalla felicità di una scoperta del genere, però sinora quella scoperta non è stata fatta. Tra l'altro ricordiamoci che il ferro, per fondere il ferro non si fonde come il bronzo praticamente all'aria aperta. Il ferro vuole la fornace, deve raggiungere temperature altissime per fondere, quindi a livello archeologico la fornace del ferro si trova, se c'è. In realtà ne abbiamo trovato sinora veramente pochissime. Può essere che qualche fornace, quelle anche di Sarquesforros, a Villa Grande Stresali, sono delle fornaci, non gli serviva per nient'altro la fornace grande, gli poteva servire solo per il ferro, però stiamo parlando di periodo appunto intorno al 1000 avanti Cristo. 950, 1000 è anche una data antica, anche se appunto in Sardegna c'è qualche traccia di ritrovamento di quel periodo. Cioè con le Domus siamo intorno al 3000. Didona era stata lasciata già da un po', forse. Didona era già stata abbandonata da un po'. Sì. E quindi dobbiamo sapere cosa diceva la De Palmas, che appunto il ferro viene utilizzato per la prima volta come arma. Questi sono gli Ixtos, cioè sono gli Ixtos e poi appunto gli Hittiti che sono i grandi che solamente combattono contro gli egiziani, che il ferro non ce l'avevano, avevano molto oro, anche poco rame che non se lo potevano portare, per dire. Ci sono queste cose qui che circolano poi. Il ferro meteorico non c'era. Però quando ci sono. Lo sentiamo. Ha detto il ferro meteorico. Ah, il Ferro meteorico. Probabilmente c'è. Ma ci sono. C'è tanto ossido di ferro, però bisogna lavorarlo, cioè da produrre un utensile, un'arma da quel ferro
non è una cosa, cioè richiede una tecnologia che, da quello che sappiamo noi, perché ripeto, le ipotesi possono essere, ma finché non c'è l'oggetto nel contesto databile, possiamo parlare tantissimo, ma ci deve essere la prova. L'archeologia si basa solo su prove, ricordatevelo, non si basa su parole, si basa solo su prove. Quindi se io non ho la prova, non ho il documento fisico, concreto, proprio che posso toccare, come non posso parlare di... È un po' quello che si dice anche, no? Stiamo parlando di un po' di tempo più avanti, è un po' come vedere, no? Immaginare, aver visto un film o letto un libro e ricostruire la storia conoscendone la fine. È un po' complicato, ecco, un po' complicato. Tuttavia nulla osta, mi permetto di dirlo, no? Nulla osta, nel senso che forse sono ottime intuizioni, anzi eccellenti intuizioni, tuttavia sino a che non si trova l'oggetto, il luogo, come dire, qualche tempo fa una collega giornalista ha attribuito al collega Mauro Perra, no? Abbiamo trovato il vetro, no? Il luogo di produzione del vetro. In realtà avevamo trovato dei pezzi di vetro. Mauro Perra giustamente ha detto: io non ho detto esattamente questo, no? È stato un po' imprudente poi lo slancio, perché l'entusiasmo alle volte poi fa, come dire, fa fare degli scivoloni e si entra in un luna park un po' problematico. Ci sono altre domande? Anina. No, secondo soltanto. Sì. Allora, innanzitutto anche un saluto all'editore Carlo Delfino, che prima nella foga e quindi appunto a seguire la parola a Carlo Delfino, che vuole fare una comunicazione. Ecco, io volevo chiedere una cosa un po' tipica e più generale. Quindi le Domus sono state presentate come per avere il riconoscimento dall'UNESCO. La Commissione ha accolto la candidatura, quindi questo vuol dire ovviamente che siamo, siccome appunto sia la professoressa De Palmas che il professor Moravetti hanno parlato del fatto che questo fenomeno è diffuso in tutto il Mediterraneo, hanno posto in evidenza quali sono le peculiarità, cioè, di cui dobbiamo andare orgogliosi. Quindi la mia domanda è questa: visto che abbiamo queste peculiarità, queste specificità, le decorazioni, come vedete le nostre prospettive di avere questo riconoscimento come patrimonio dell'umanità? E poi è un bel politico. Sì, chiaramente queste cose immaginate che hanno una ricaduta internazionale grossissima. Voi dite vabbè, c'hanno un bollino UNESCO, no, fa la differenza avere un bollino UNESCO, vuol dire che tutto il mondo sa che si esiste, il che soprattutto nel nostro caso di un'isola come la Sardegna, che noi diamo per scontato che tutti conoscano tutto della Sardegna. No, se andate in America e nominate la Sardegna non è detto che sappiano dov'è e che esiste, per cui il bollino UNESCO fa la differenza. E quindi per quello che si dice e che si pensa, le Domus Deianas hanno altissime probabilità, ne hanno molto buone. E anche perché l'Italia adesso la sta portando, nel 2025 la sta portando come candidata italiana, e siccome l'Italia riesce a portarne molte a casa, e anzi ha proprio un po' questo orgoglio di portarne ogni volta che ne sottopone, ce l'ha il riconoscimento, diciamo che siamo fiduciosi che ci sono buone probabilità di... Solo un'ultima cosa, se posso, ai due professori, e poi se non ci sono altre domande proporrei di chiudere, ma Carlo, no, l'editore voleva fare una chiosa a terminare. Sono delle camere con vista straordinarie, da Montesu sino al nord Sardegna hanno scelto dei panorami meravigliosi, buon gustari.
Beh, sì, quando era possibile. Quando era possibile. Insomma, beh, un pezzo la natura viveva così alla grande, insomma, dove era possibile. E poi per le domus, questo lo diceva già Dio, no? C'è la fase dove queste domus le nascondono, cioè nel senso che possibilmente non vogliono che si vedano, capito? Poi pian piano trovano invece luoghi dove sono a vista, nel senso che anche le domus, come a volte anche i dolmen, cioè queste tombe qui, diventano, diciamo, punti di riferimento del territorio, capito? Cioè, anzi, poi quando ci saranno anche i corridoi a cielo aperto, e quindi ancora più vistosi, ancora più grandiosi, quindi la tomba ha ancora un altro significato, capito? Quindi c'è nascosta, quasi a proteggerla, magari forse con un segnacolo, magari immaginiamo in legno o in pietra, non lo so, cioè, per cui a un certo momento certe scoperte sono state molto casuali, capito? Cioè, nei lavori, diciamo, della campagna e si trova, diciamo, una domus. Magari non sono molto grandiose queste pure, ma comunque insomma sono anche quelle domus. E poi pian piano appunto c'è la tomba che è a vista e poi arriveremo alle nostre tombe vigilanti in successione, non è vero? C'è da dire una cosa, che noi stiamo parlando di queste tombe che chiamiamo domus de Janas, che ci piacciono molto, che sono belle, che sono decorate, però le facciamo finire grosso modo nei primi tempi dell'età del rame. Però continuano ancora a scavare grotticelle, ad esempio nella cultura dell'età del rame, ugualmente la cultura di Montecalavo ad esempio, che sono tombe a pozzetto, si ritornano come nell'antico, e nessuno le calcola, eppure sono piene, quelle veramente a volte si trova veramente anche gli individui con il loro corredo e hanno dato documentazione. Quello a pozzetto, professore, com'è conservato il defunto? Il defunto è in posizione contraria, capito? Perché stranamente si ritorna come era, diciamo, tanto tempo prima con quelle di Bucroserio, cioè stranamente adesso. E quindi quelle non le calcoliamo, poi anche le tombe puniche, per dire, che sono veramente tombe scavate nella roccia, e quelle se ne studiano studiano il mondo fenicio punico, e loro però quando poi le scavano, le aprono, siccome sono chiuse con il loro corrente, tirano fuori vasi che non sanno dove metterli, oppure se ci sono i tombaloni si prendono le collezioni a dove stanno, che sono piene di vasi stranamente, capito? Cioè, professore, devo far vedere dei vasi, delle cosette che sono mio nonno, sì, facciamo vedere tanti vasi, questo c'è una Ci piacciono le porcellane. Sì, e quindi questo avviene. Quindi scavare nella roccia va bene, che nasce probabilmente. Se non ci sono altre domande, c'è l'editore Delfino che voleva fare una chiosa. Una chiosa, prima la domanda, visto che parliamo di morti, ma Gesù Cristo, dove sta sepolto? Nella tomba. Anche lui era In una tomba sono anche lui, visto che siamo nel Mediterraneo. una tomba a camera. Una tomba è una curiosità. Solo che lui aveva Come chiuse erano le domus degli anni, erano chiuse con la porta. La mattina vanno a aprire e trovano tutto. Detto ciò, grazie all'associazione Andra per questo lavoro che svolge da 20 anni, mi pare, di più, 30 anni, meglio ancora, ma soprattutto per la vostra presenza così numerosa. Questo fa piacere perché qualcuno diceva che la cultura non riempie la pancia, la cultura riempie la pancia se utilizzata bene, e quindi in un paese come Meana Sarda, dove un piccolo centro, dove un'associazione da 30 anni lavora e ottiene questo risultato, vuol dire che sta lavorando bene, vuol dire che anche chi è coinvolto ascolta, perché non c'è perché al sordo di chi non vuol sentire. Visto che non dobbiamo il sindaco, l'avrei voluto salutare, ci siamo già salutati, c'è l'assessore che saluto, e quindi grazie per la vostra presenza. E
Per questo volevo appunto segnalare che chi dovesse o volesse acquistare il libro, stasera eccezionalmente per i presenti c'è uno sconto di 20 euro, quindi anziché 80 lo pagherà 60. Ma ritorniamo al libro. Il libro fa parte di una collana iniziata tanti anni fa col primo volume Sardegna archeologica dal cielo, qui seguito poi un volume di Maria Eugenia Fata sui pozzi sacri, poi uno del professor Bartoloni Felice al volo, e questo è un quarto volume. Perché piegato almeno 4 anni, 5 anni per realizzare questo lavoro. Intanto ci è voluto il tempo, la volontà, l'abilità di Nicola Castaggia, che ha realizzato veramente un'opera fenomenale. Guardate, sono circa 460 le immagini tra grandi e piccole, il volume circa 300 pagine, quindi è un'opera eccezionale, soprattutto in questo periodo in cui si parla appunto di patrimonio dell'UNESCO. Poi perché il numero 1000? Perché abbiamo dedicato questo volume che fosse il 1000° titolo pubblicato in 42 anni. Proprio per l'archeologia ho scelto il numero 1000 perché la collana archeologica iniziale dei primi volumi del Pinza, del Taramelli, del Petazzoni e della prima guida archeologica su Nora, tutta questa produzione noi l'abbiamo potuta realizzare perché c'era un curatore. E chi era il curatore di questa collana? Il professor Malavetti. Quindi ha seguito tutta la parte del tema archeologico, lui è il curatore di questa collana, che io faccio l'editore con passione, con volontà, con tenacia, però ci vuole qualcuno che ti dia l'indirizzo su cosa pubblicare, o perlomeno se stai pubblicando una cosa giusta o una cosa sbagliata. Quindi per me, oltre a un rapporto di grande stima e amicizia, c'è proprio il riconoscimento di questo catalogo che noi tocchiamo circa 20 tematismi. L'archeologia è un po' il nostro cavallo di battaglia assieme alla storia, qui venuto presso la Casula, so che l'avete accolto con grande affetto, e anche la storia è un altro grande argomento che noi negli anni abbiamo potuto sviluppare. Quindi il catalogo è praticamente il catalogo di chi è nato in Sardegna ma soprattutto ama l'isola per la sua storia, per la sua bellezza, per la sua unicità. A partire dall'archeologia, voi sapete che la Sardegna, abbiamo coniato questo logo, Sardegna Museo a cielo aperto, perché ovunque vai, dove sbarchi in nave o in aereo, trovi sempre un monumento. Quindi mi fa molto piacere stasera essere qua. Ringrazio naturalmente la signora Del Palmas e l'amico Moravetti e la Simona Scione, che è sempre attenta e molto vicina alla casa editrice per quello che facciamo, perché guardate, di questi tempi fare l'editore e scommettere tutti i giorni sulla sopravvivenza, perché siamo pochi, non siamo la Sicilia, non siamo 1.000.000 abitanti, siamo 1,5 milioni, di questi scremati, dividete, e troverete uno zoccolo duro di chi ama l'isola e chi ama conoscere l'isola soprattutto, perché non la conosciamo, ma soprattutto non siamo coscienti dei valori che possediamo. Ecco, da poco io ho fatto una carta sul romanico in Sardegna. I comuni non sapevano di avere delle chiese romaniche, ed è stato grazie alla volontà, all'intelligenza, alla tenacia di Andrello Figus, ex sindaco di Santa Giusta, che ha creato veramente una fondazione del romanico, 110 comuni. Ecco, immaginate cos'è quest'altra ricchezza del romanico, che un romanico tra l'altro con influenze diverse, non soltanto un romanico, influenze pisane, influenze spagnole, quindi vedete, conoscere e amare la propria isola, poi si diventa, come dire, mediatori di questa conoscenza con chi viene nell'isola, perché allora tu sei interprete di quello che l'isola ha, di quello che possiede, ma soprattutto di questa bellezza. Ecco, oggi noi siamo venuti in macchina da Sassari e abbiamo visto dei panorami, delle valli, delle cose incontaminate che ti mozzano veramente, mozza il fiato. È vero che arrivare qui ci vogliono 2 ore e mezzo, perché
Dov'è la signora, la mamma di Simona? Lei è fortunata a vivere nell'ombelico del mondo, ma noi non arrivati all'ombelico, però abbiamo praticare. Mi ha fatto la ripresa alla casa. Sempre. Suonare, vero? Quindi vi rinnovo i miei ringraziamenti, mi fa piacere essere qua, speriamo di rivederci ancora, grazie a tutti.